Per chi segue da prima, ti scusi tutto perché partiamo un po' in ritardo, ma in questi giorni, soprattutto oggi, ci sono molte problematiche di connessione nella rete nazionale, la rete TIM, a questi ritardi, quindi vediamo se qualche parte questa è dedicata al mondo imparare corsi corali. Piacere è anche un avuto i direttori artistici, rappresentanti storie per dal punto di vista storico concorso francese. Lorenzo, hai una pessima connessione sempre, purtroppo. Scusa, Lorenzo. Lorenzo, non si sente quello che dici. No, non si sente niente. Non si sente, Lorenzo. Sembrava importante riuscire a coinvolgere quasi tutti questi fronte di incontro. Lorenzo, non si sente proprio quello che dici. Lorenzo, credo che non ci ascolti neanche bene tu. Mi spiace che oggi la situazione ora possibile. Con un'altra cosa. Non va proprio. No. Niente. Però ha un bel fermo immagine. Beh, dai. Sebastian, dovevamo venire in Francia. Sì. Lo sapevi? Sì. Stavamo ad Avignone, che bello, il 26 luglio dovevamo venire. Sì, Avignon. Che meraviglia. Mannaggia. Sì. È saltato tutto. Hai cantato nel Palazzo del Papa a Avignon? No, dovevamo andare, Christian ci aveva invitato sì. per luglio, dovevamo cantare al Palazzo dei Papi. È saltato tutto, purtroppo. Naturalmente. Quest'anno che avevamo avuto 2 inviti, anche Andrea ci aveva invitato a Pechino lo stesso periodo. È saltato tutto. Tutto saltato. Tutto Siamo saltato. in diretta comunque noi, Loro ci sentono da fuori. Allora riempiamo un pochino il vuoto parlando, non so, riempio io parlando di questi concorsi. Credo che Lorenzo volesse un confronto su che cosa significa il concorso per
per chi lo organizza, e io così da intruso sono qui ospite in quanto direttore che ho partecipato molto frequentemente ai concorsi e quindi raccontare un po' la mia esperienza. Scusa Lorenzo, ho fatto da anfitrione perché c'era questo vuoto nel live e stavamo parlando delle nostre Hai fatto cose. benissimo. Sì, mi sentite ora meglio? Non benissimo. Lorenzo, sei in wireless o con il cavo, con la connessione Ethernet? È uscito. Vogliamo intanto parlare tra noi così se c'è un live lo riempiamo un attimo. Allora faccio io da presentatore. Vai Sebastiano, tu, dai. raccontaci un attimo. Tour ci doveva essere il prossimo fine settimana, giusto? Sì, giusto. Ma voi quando è che avete deciso che non era possibile andare avanti? Da quando? Subito a marzo? Marzo, sì. Avevate un'ottima adesione quest'anno? Avevate buoni cori? Sì. Molti cori e buoni cori. Anche buoni. Sì, Dall'Italia sì. io sapevo che partecipava il coro di Perugia, del mio ex allievo Vagnetti. Libercantus. Il Libercantus di Vladimiro Vagnetti. Altri cori dall'Italia? No, era il solo coro italiano. Il solo coro italiano. Bene, Lorenzo, io sto veramente sostituendoti. Sì, volete sentirmi un po' o no? Adesso un pochino Non sembra sentire nulla? vai. Scusate, mi dispiace molto perché nell'ultimo mese, anzi ormai sono al 6º incontro, non si era mai creato questo problema e quindi mi scuso con tutti perché se non rende possibile il dialogo diventa un po' difficile sentirvi tra di voi. Non sentiamo bene te, mi pare che tra di noi ci sentiamo bene. Abbastanza bene. Sì. Lino, Andrea, non so io ti sento bene, sì. Il dialogo è buono, è l'unico è proprio Lorenzo. È proprio il padrone di casa, purtroppo. Io sento perfettamente la tua voce. Tu, Lino, hai una connessione molto buona, fluida anche l'immagine. Sì? È bello il progetto, dai. Dai, poi c'è anche questo. Dai, continuiamo a parlare un po' di concorsi, almeno Tu, Lino, che cosa ci dici? È sempre biennale alternato il tuo? No, il nostro è un concorso annuale. Ha 30esimo, ha fatto 30 anni. Vado avanti, mi fermo, non lo so. Sì, vai avanti. Allora, ha compiuto i 30 anni lo scorso anno, quest'anno era il 31esimo anno di concorso. E di solito si svolge la settimana che segue la Pasqua. Noi seguiamo la Pasqua con questo concorso. Quest'anno è caduto proprio nel mezzo di questa pandemia e abbiamo interrotto ovviamente, ma tante altre iniziative che avevamo in programma già quest'anno sono saltate, perché subito dopo c'era il concorso dei ragazzi delle scuole italiane e poi anche la mostra fiera della coralità
E adesso a novembre ci sarà il concorso di composizione ed armonizzazione e temo che anche questo non abbia un buon esito, insomma, come sviluppo. Sì, Lorenzo mi sta dicendo che ha problemi, quindi proseguiamo e mi sta invitando un po' a proseguire. Scusa, io sono stato ospite tuo sia come giuria che quella bellissima occasione che ricordo proprio con gioia nel 2013, ma sempre nel teatro la fate? Sì. Beh, c'è il Teatro Filarmonico dove che i cori presenti al concorso internazionale alla sera possono assistere a questo concerto di apertura. In quel caso eri tu a tenere il concerto di apertura, sempre con dei cori eccellenti, diciamo, per fare così, per un momento di incontro. Ma è bello l'apertura del concorso perché è un momento di socialità e di partecipazione di tutti i cori, che è una cosa incredibile. È un'emozione continua che si rinnova tutti gli anni con lo stesso entusiasmo. Tu pensa solo al fatto che ci siano 1300 cantori presenti dentro il Teatro Filarmonico e basta che durante i saluti, ad esempio, si inizi a fare un motivetto, non so, tipo e tutti partono, che è una cosa, fanno accaponare la pelle, è una cosa bellissima. Ed è un inizio diciamo di concorso che stende proprio al piacere di poter emotivamente forte, comunicare, emotivamente. Rende subito agevole anche la comunicazione fra i cantori, fra i direttori, è una cosa piacevole, insomma. Ha la durata di 4 giorni, cioè questo concerto di apertura che di solito è il mercoledì, poi ci sono giovedì e venerdì le audizioni dei cori in concorso e il sabato le premiazioni con l'esibizione dei cori che hanno ottenuto i maggiori punteggi, eccetera, insomma le solite. Avete delle linee guida, cioè periodi storici oppure programma libero, minutaggio, come è strutturato? No, ecco, devo dire questo, il concorso di Verona è nato un po' come una esigenza, diciamo, associativa, nel senso che dovevamo dare degli stimoli nuovi, incrementare l'interesse dei cori veronesi e la cosa che aprirci verso quello che era la coralità del mondo, insomma, il mondo del canto corale. E proprio per questo abbiamo ideato questo concorso, un po' anche per mettere in contatto i cori veronesi con i cori di altre nazioni, di altre provenienze. Sì, certo. Esatto. E infatti molti sono tutti i cori che partecipano, non c'è una limitazione di partecipazione al concorso, possono aderire tutti, non c'è una limitazione. Ma cosa debbono presentare? Io sono stato in giuria, lo so, però magari per farlo sapere a tutti quanti. C'è un programma rinascimento, antico, contemporaneo, pop? Come... Sì. È generico, diciamo che il programma è generico, si tratta del canto popolare, poi c'è del canto, la categoria del canto pop, jazz, swing, blues, eccetera, tutta quella cosa lì, e la categoria del canto classico, moderno, contemporaneo. E dove sì, sono 4 categorie di 4 forme di espressioni musicali diverse, insomma. Mi pare non avete il Gran Premio, giusto? No, il Gran Premio noi non abbiamo un Gran Premio fra i cori che hanno ottenuto il punteggio dell'ottimo, diciamo, che rientrano nel punteggio dell'ottimo, ma però c'è il premio che abbiamo destinato a quello che è stato il nostro sponsor che ha dato in via assieme all'Associazione dei Cori Veronesi un imprenditore di larghe vedute, insomma, si chiamava Stocker, ora non c'è più, c'è questo premio che abbiamo programmato per il coro che risulta essere il migliore di tutto il concorso e che la giuria valuta in 98 centesimi, cioè quello che rientra dentro nei 98 centesimi, che supera i 98 centesimi, ha come premio questo Gran Premio.
che consiste nel invitare questo coro alla presentazione del concorso internazionale dell'anno seguente e essere ospitato per 4 giorni nell'ambito del concorso. In più il direttore ha la facoltà, se lo desidera, di far parte della giuria come osservatore, non incaricato, insomma, ma come osservatore. Vista la bellezza paesaggistica e della città di Verona, ma io le ricordo quell'anno in giuria siamo stati in un albergo, in un hotel a Riva del Garda, quindi penso che sia un bellissimo regalo, no? Anche perché abbiamo pensato fare dei premi in denaro poi alla fine, mentre in questa maniera tutto il coro ne usufruisce. Certo che poi i costi del viaggio ovviamente è a carico loro, noi abbiamo il dovere dopo di ospitalità, insomma. Bene, intanto forse è rientrato Lorenzo, io se c'è gente collegata online in diretta chiedo scusa di aver... No, Fabrizio, continua, era bellissimo. Ti ho seguito via cellulare, via Facebook, è la prima volta che Fabrizio Marchi è su Facebook in diretta. Sì, io non ho Facebook, quindi per ora mi ero esentato. Allora ti cedo la parola perché sei tu il padrone di casa. No, ti ringrazio, spero che ora vada un po' meglio. Ho zerato tutto il computer, sono ripartito, non so se mi sentite meglio di prima o no. Non benissimo, sempre però... difficoltà? Qualcosina meglio, sì, prima era impossibile. Andavi a monosillabi. Ho capito che ha parlato Lino, ha presentato qualcun altro qualcosa dei concorsi? Appena qualcosa Sebastian, però c'è ancora da approfondire con Italo, con Andrea e anche con Sebastian che ha parlato pochissimo. Sì, vorrei chiedere, dato che siamo passati al concorso di Verona, forse sarebbe interessante andare ad Andrea Angelini, passare al concorso di Rimini e ad altri concorsi che lui organizza in ambito italiano, e poi invece parlare di Gorizia, che è uno dei concorsi storici internazionali italiani. Quindi Andrea, se ci vuoi presentare un po' il percorso, il tuo concorso di Rimini e delle altre cose che poi hai fatto iniziare. Il concorso di Rimini è quello storico, quello con cui ho iniziato 13 anni fa. Il motivo per cui l'ho iniziato è stato abbastanza così improbabile, nel senso che reduce un po' da tante giurie di concorsi all'estero, ho avuto modo di vedere da vicino quanto è bello anche vivere proprio dalla parte dell'organizzazione del concorso. Quindi anche spinto da delle motivazioni che sono quelle dei cori della mia zona, che sapete che Rimini è una città con vocazione turistica, non per questo non ha comunque anche una vocazione culturale. Però i cori proprio mi hanno chiesto di organizzare qualcosa per poter, come ha detto mi pare anche Lino prima, vedere da vicino dei cori importanti. Piano piano è stato un passettino alla volta, il concorso è molto cresciuto nel tempo, fino ad arrivare allo scorso anno, quando con 4 organizzatori di concorsi importanti nel mondo, che sono quelli di Tokyo e Matsushita, quello di Taiwan, Johnny Q, quello di Cracovia con un organizzatore polacco, e il mio concorso, abbiamo deciso di fondare questo World Choral Championship, questo concorso mondiale di coro, a cui spetta diritto di partecipare l'anno dopo i 4 vincitori dei rispettivi concorsi dell'anno prima. Quindi quest'anno proprio il concorso dovrebbe essere a Rimini, dico dovrebbe perché essendo alla fine di settembre ancora non abbiamo proceduto ad annullarlo, il concorso è in stand-by. Quindi se c'è il concorso, parallelamente c'è anche questo finale del World Choral Championship. Il concorso di Rimini è per categorie, prima ha sentito Lino che diceva
anche lui ha parlato un po' di come è organizzato, quindi anche Rimini è fatto per categorie, cori misti, cori a voci pari, cori infantili, cori giovanili, poi c'è una parte di musica sacra e poi abbiamo anche la categoria gospel. E il vincitore di ogni categoria, tranne quello di gospel popolare, si incontrano in un Grand Prix locale. Il vincitore del Grand Prix è quello che poi parteciperà l'anno dopo al World Choral Championship. Grazie. E invece chiedo a Italo Montiglio, storico, direttore artistico, presidente anche dell'associazione, non so se lo sei ancora, ma lo sei stato, Seghizzi, che è l'associazione che organizza da tanti anni il concorso Cesare Augusto Seghizzi di Gorizia. Come cambia un concorso nel tempo? Perché tu sei una delle persone che più ha creato azione corale attraverso il concorso di Gorizia in Italia e a livello internazionale negli anni. Ci conosciamo da tanti anni e sei sempre stato un motore di questa realtà. Come deve cambiare un concorso e se deve cambiare per rendersi vicino diciamo, non alle mode, ma ai bisogni che i cori hanno di anno in anno, di epoca in epoca? Tu hai messo il coltello nella piaga dicendomi che sei storico presidente. Sono un residuato bellico di 50 anni di presidenza. Cioè, in 50 anni il mondo è cambiato. Sì, ma non era offensivo il tuo il storico. È un dato di fatto, anche perché il tipo di impegno è tale per cui non è che trovo i successori dietro la porta sull'angolo. Nessuno si sobbarca ben volentieri questo incarico, specie per le difficoltà generali in cui noi tutti ci troviamo. Non parliamo poi di quest'anno. Tu mi domandi della differenza, ma il mondo è radicalmente cambiato da quando io sono entrato in questa associazione, che era cambiato, quindi anche i concorsi sono cambiati, i nuovi concorsi sono per fortuna venuti ed è un buon segno nati, sviluppati, abbiano preso forza, perché vuol dire che il concorso è un'idea buona in sé. Dipende molto da come ciascuno lo organizza. La forza del concorso è l'idea, della sua fondamentale motivazione, che è quella della conquista dell'eccellenza musicale. I concorsi non sono solo per il coro, per un'infinità di generi, la forma più pratica. È possibile portare di qualche cosa in immersione, senza concorso già un po' disturbato anche aspettare una Italo, vero? Sarebbe inutile perché dipendono da sé. Le forme sono molte. Io sto perdendo un po' la voce di Italo. Come? No, ti stiamo un po' perdendo per la connessione, forse, Italo. Non so se si riesce a sentire. Ora sì. No, volevo dire, hai detto una cosa molto interessante, legata a tutti. Mi ha un microfono, vediamo se qualcosa... No, penso che dipenda dalla connessione, non è tanto il suono. Credo che sia una cosa interessante quella che ha detto Italo, cioè il fatto della crescita della qualità dei cori, la volontà di raggiungere
diciamo non di primeggiare, ma di far vedere questa qualità che porta i cori anche a partecipare ai concorsi, porta i cori a gareggiare l'uno con l'altro e forse anche a far sviluppare sempre di più il ruolo dei concorsi, il ruolo dei concorsi nella storia della coralità europea almeno e ora anche mondiale. In questo forse la cosa interessante anche che ha sottolineato Italo Montiglio è quella che il concorso deve confrontarsi con la storia in cui si inserisce e quindi un concorso si confronta con la storia di chi partecipa, di chi va in giuria, di chi ascolta e quindi necessariamente devono cambiare un pochettino le caratteristiche dei concorsi. Torno un attimo a Sébastien Durand perché anche il concorso di Tours negli anni, anche questo è un concorso storico, ha cambiato molto la sua organizzazione, vero Sébastien? Sì, sì, sì. Quest'anno era la 49esima edizione, ma naturalmente non ha avuto luogo. E l'anno prossimo ci sarà la 50esima edizione. C'era importante per noi di trovare qualcosa di nuovo per il pubblico e anche per i cori. Naturalmente il cuore della manifestazione è il concorso internazionale e soprattutto perché ci siamo membri del Europeo Gran Premio, sì, si dice così, sì. Il Gran Premio Europeo, sì. Sì, sì. E abbiamo cercato di trovare una nuova formula con un maggiore partecipazione dei cori locali. I cori locali sono venuti per cantare e anche per ascoltare il concorso internazionale. Sì. C'era importante anche per noi di trovare una formula per la valorizzazione dei partner europei. Naturalmente abbiamo anche trovato una nuova formula con masterclass, tavole rotonde, concerti con gruppi ospiti e anche non so se è bene così, laboratori per dilettanti, per scoprire il canto corale per tutta la gente e anche per la gente che canta, per laboratori per di scoprire del repertorio e dei compositori anche. Mi scuso per il mio italiano, naturalmente. Bellissimo. No, si capisce tutto molto bene. Eccellente. Io devo dire molto molto bene. Devo dire che Italo ora mi ascolta e anche se abbiamo qualche problema nella connessione, io devo dire che da qualche anno ho avuto la fortuna di avere la direzione del concorso di Arezzo e posso dire che le mie prime esperienze però sono state come concorrente nel concorso di Gorizia. La prima volta l'ho fatto nel 96, ormai tanto tempo fa, con l'Esperimenta. Era un gruppo, un quartetto, 96 e 97. E devo dire che poi ho fatto Gorizia nel 99, poi ho seguito Gorizia nel 2002, nel 2003 e ho visto le scelte di Italo Montiglio proprio nel cercare di variare ogni anno, migliorare come fosse un abito ogni anno il concorso, aggiungendo ad esempio Seghizi in regione, che erano dei concerti in regione, aggiungendo il concorso di composizione. E devo dire che se qualcosa, diciamo, ho provato a fare ad Arezzo negli ultimi 4 anni, è stato proprio quello di far, come hai detto tu Sébastien, far crescere intorno all'evento principale che è il concorso, far crescere
una serie di attività formative di ambito musicale, di ambito anche concertistico, di approfondimento, una serie di iniziative quindi che stiano a contorno, ma siano abbastanza importanti, così che il concorso non sia l'unica azione musicale che avviene in quei giorni. E credo che questo l'ho letto anche nel concorso di Tour negli ultimi anni, con la nascita delle collaborazioni, delle masterclass e di altre iniziative. Posso chiedere invece a Fabrizio, a questo punto, un direttore di coro quando va invece in concorso vorrebbe, secondo te, solo il concorso o desidera che tutto intorno ci sia un fiorire di attività come quelle di cui stiamo parlando, cioè di altre iniziative attorno al concorso? Il concorso è già di per sé un'attività che, come la interpreto io, è didattica. Cioè io lavoro con cori che mi formo da solo sin dal liceo, o addirittura per anni ho lavorato con le Voci Bianche, che diventavano via via coro giovanile e poi cori che confluivano nelle realtà più adulte come il coro Musica Nova e il coro femminile EOS, e ho visto sempre il concorso come una meta didattica, cioè vediamo a che punto è la nostra crescita. Non l'ho mai affrontato con l'intento certamente di fare bene, di avere un riscontro positivo, ma non con l'intento di dire vado perché lo voglio vincere. Quindi non ho mai, per esempio, una cosa che racconto sempre con molto orgoglio è che quando vado con il coro EOS è l'organico del coro EOS, non si avvale di aiuti dal coro Musica Nova e viceversa, perché i cori sono gelosi della loro crescita, cioè vogliono arrivare con le loro forze e vedere a che punto è questa loro crescita. E quindi per me il concorso è essenzialmente didattico. Poi se vado come concorrente, mi gusto proprio il concorso e la sua enfasi, la sua emozione. Se vado da spettatore, come faccio praticamente tutti gli anni ad Arezzo e qualche volta a Gorizia, io ricordavo benissimo la tua performance nel 99 perché stavo tra il pubblico. Allora certo queste attività collaterali diventano anche belle, perché il caffè, come dire, mi sembra ad Arezzo ha fatto il caffè culturale, questo momento di confronto anche ai tempi del tuo predecessore Luisi, musicologi, cioè C'erano i convegni. Erano convegni, momenti che per un musicista sono importanti. Come partecipante non me li gusto mai, perché sono proiettato totalmente sul mio coro, sulle prove, sulla tensione emotiva, su quello che c'è da fare, quindi sinceramente ci sono, ma lo posso apprezzare, mentre apprezzo molto i concerti. Devo dire che quell'aspetto, per esempio, che a volte alcuni concorsi accompagnano con dei concerti, io l'ho apprezzato molto. Un concorso come quello di Tolosa ha il difetto, secondo me, di non far ascoltare ai cori gli altri cori, ma un grande pregio. Cioè io ricordo il concerto a San Juan de Luz, città tra l'altro che ha dato i natali a Maurice Ravel, lo ricordo come uno dei concerti più belli della mia vita, perché a Tolosa si partecipa al concorso, ma il concorso sembra inserito in un contesto di percorso concertistico, per cui ecco, alla fine il concorso lo vivi anche con un pochino più di serenità. Questo solo per fare dei confronti, perché ognuno, mentre Gorizia, dove ho partecipato varie volte
è molto stimolante perché ha delle categorie e quindi uno decide di fare Spirit. L'ultima volta l'ho fatto col Musica Nova nel 2014 e abbiamo fatto Spiritual e abbiamo fatto il Rinascimento, abbiamo fatto le nuove musiche, insomma si partecipa e ci si sfida con varie a tour. Siamo stati naturalmente bene soprattutto perché abbiamo vinto, ma anche perché l'aspetto l'ho trovato molto migliorato, perché a tour c'ero stato nel 2001 e mi era sembrato un buon concorso, ma un pochino meno non mi viene una parola, ma mi sta venendo un po' più anonimo, nel senso era un concorso, mentre adesso è diventata una bella carrellata e dove ci sono un limite grosso che trovavo in tour, per esempio, è che quello splendido teatro non ha un'ottima acustica, per cui per esempio nel Rinascimento non si prestava bene, invece quando abbiamo partecipato noi nella splendida chiesa San Julien, mi sembra, non ricordo, che è una chiesa meravigliosa e che era perfetta per eseguire il repertorio rinascimentale, quindi tour si è molto evoluto. A Verona ho partecipato invece solamente come ospite ed è stato bellissimo anche quell'anno come giuria, che ci siamo messi a cantare, i giurati si sono messi a fare il quintetto vocale un momento. E questo è lo scherzo che Lino Patetto gioca a tutti i giurati ogni anno. Lui a un certo punto li prende e li fa cantare tutti. È molto simpatica come Ma sai, prima c'è la giuria che giudica, adesso ci sono i direttori di coro che giudicano la giuria, è il bello. In modo molto bonario, ovviamente. Tu, Italo, l'hai mai fatta cantare la giuria? Sì, tutti gli anni lo faccio, anche se qualcuno poi è reticente, ma è un po' anche per stemperare quello che è il risultato, poi sai che sempre e alla fine i cori sono contenti perché c'è anche questo aspetto, se vuoi, di socialità, di vivere insieme un momento che poi è la felicità di tutti i cori, insomma, quello di poter cantare, di poter esibirsi, di poter ascoltare, è la parte più bella, insomma, del concorso è questa. Io, se posso concludere, appunto, direi che proprio questo aspetto che sta dicendo Lino l'ho trovato bello praticamente in tutti i concorsi ai quali ho partecipato, e devo dire che ho partecipato a tantissimi concorsi come Cork, anche, che è al di fuori del circuito. Ecco, forse Maribor è un concorso un pochino più freddo, Varna è un concorso un pochino più freddo, anche se a Varna per esempio l'ospitalità è eccellente perché stai sul Mar Nero, le strutture recettive sono veramente molto belle, molto qualificate, però la cittadina di Varna è molto bella sul mare, però ecco, forse c'è un pochino più di distrazione, mentre ad Arezzo, a Cork, a Verona, a Tours, a Tolosa ho trovato una bella accoglienza proprio, cioè il coro è un ospite da tenere con un certo riguardo, e naturalmente anche a Gorizia, dove sempre il padrone di casa in questi anni ho trovato Italo Montiglio, che riesce a dialogare praticamente con tutti i direttori, cioè lui ha sempre un momento, una parola per confrontarsi, anche se non è in giuria, anche se è un po' dietro le quinte, ha sempre un momento da dedicare ad ogni direttore, proprio di benvenuto, di una bevuta insieme che non ci sta male. A Gorizia sono stato anche come giurato varie volte, quindi è stato proprio molto, molto bello. Grazie Maurizio, una bella testimonianza, e poi dopo ti richiedo qualcos'altro. Volevo proprio partire da alcuni temi che hai toccato e ripassare un po' tra tutti con una risposta rapida, se riusciamo. Una domanda che voglio fare a tutti è se come si sceglie la giuria, se il giurato, quando dà il voto, secondo voi
nei vostri concorsi o in altri concorsi in cui siete stati, è bene che sappia durante la riunione finale i voti degli altri, oppure si deve conoscere soltanto i propri e essere responsabile soltanto del suo voto? Perché so che Italo ha fatto una scelta molto forte in passato, che è quella di lasciare i voti senza neanche la riunione, direttamente, senza, ognuno sa i propri e stop. Mi confermi questo, Italo? Esatto, però naturalmente i risultati così come sono espressi dai singoli e che sono a conoscenza di tutti gli altri componenti della giuria, dobbiamo ricordare però che la giuria non è, da molti anni è composta da un numero elevato di persone. Eravamo in 8 ultimamente, 8-9, per evitare che un numero ridotto di persone riducesse l'ambito della valutazione. Inoltre tutti i cori ricevono tutti i punteggi di tutti i giurati di tutte le categorie, anche per quelle alle quali non hanno partecipato. Il dato della trasparenza. Un'altra cosa, nella mia esperienza, non solo ma soprattutto membro di giuria, ho fatto come tanto di legge punteggi, qualche volta è peggio, perché sia piccolo sia grande, interno a meccanismi nella valutazione se collegiale. C'è chi non parla di scontrarsi con qualcun altro, qualcuno perché non ha la retorica per poter affermare. Quindi hanno trovato il sistema dei punteggi radicale esteso, sia la meno pericolosa, seppure è imperfetta. Certo, quindi faccio un più, lui abbiamo perso alcuni passaggi, ma Italo dice che preferisce avere più giurati e magari non avere la discussione finale tra i giurati, e quindi ognuno è responsabile del suo voto, rispetto a avere meno giurati e avere una discussione finale nella quale qualche volta capita che quello che ha una dialettica o una forza o una convinzione maggiore dei propri voti rischia poi magari di far cambiare idea, se non per quel giorno, magari nei giorni successivi, agli altri. E questa è anche un'esperienza sua. E chiedo invece a Andrea oppure Lino come funzionano i vostri concorsi. Io li conosco perché sono stato anche in giuria da voi, ma come sono strutturati? Quando chiamate una giuria, soppesate personalità diverse del mondo della cultura, del mondo geografico, anche a livello culturale, oppure come nasce una giuria importante di un concorso? Ma dunque, per la giuria è un elemento essenziale in un concorso, ovviamente, e ricordo c'è stata anche una discussione, anche in Feniarco si è discusso anche sulle pagine di Coraliter, ricordo un articolo che è quello del criterio con cui si sceglie una giuria. Io sono abbastanza d'accordo, anche se poi molte volte è quasi impossibile realizzarlo questo fattore, che i giurati non dovrebbero essere comunque direttori che partecipano assiduamente ai concorsi. Ai concorsi, dicevo, col proprio coro, ovviamente. Mi è capitato purtroppo di assistere anche in alcune giurie all'estero, e nemmeno, comunque dicendo all'estero, ma nemmeno in Francia, ma in alcuni paesi dell'ex blocco sovietico, chiamiamolo così, dove diciamo che ci sono stati degli scambi di favori, ovvero una volta il giurato partecipa al concorso col proprio coro, e l'anno dopo magari lo stesso giurato che prima era giurato poi partecipa come direttore. Quindi questi scambi molte volte sarebbero da evitare come la peste, proprio perché non portano ovviamente a un'elevazione del concorso e neanche della morale del concorso.
Per quanto riguarda Certo. i criteri, io sono abbastanza d'accordo con Italo, quello di parlare poco e di assegnarsi più che altro alle medie matematiche e ai voti. Io aggiungerei anche, oltre alla dialettica che prima Italo ha citato, direi anche molte volte c'è anche una barriera linguistica che impedisce ad alcuni giurati che magari non parlano bene in giuria di esprimersi in modo soddisfacente. Quindi nei concorsi che organizzo, quindi principalmente quello di Rimini, si cerca di avere una media matematica che possa comunque arrivare a un risultato, moderata alla fine da una piccolissima discussione. A volte succede che bisogna fare delle piccole operazioni cosmetiche perché magari ci sono degli scarti talmente minimi che è giusto affidarsi anche a un po' di discussione e non solamente alla freddezza dei numeri, però cercherei di evitare Certo. possibile discussione. Sì, anche perché qualche volta la matematica porta magari a un 49,95 e l'altro 49,94 e quindi chiaramente nella discussione non siamo persone che corrono i 100 metri, quindi quello evidentemente diventa un ex aequo. Invece Lino, tu sei un po' a favore anche dell'incontro della giuria, di uno scambio di idee, perché mi ricordo che ti fa proprio piacere anche ascoltare quello che i giurati dicono del perché giustificano il loro voto. Sì, sì, mi piace sentire la discussione che fanno, perché ti rendi conto anche delle capacità poi di ascolto di questi giurati. Poi anche perché la giuria alla fine del concorso si deve incontrare con i direttori per spiegare la loro scelta, e quindi è importante che i giudici abbiano un giudizio che sia conforme al loro pensiero, insomma, che sia collegiale, in modo che si possa arrivare poi al direttore che chiede informazioni sulla loro esibizione, che ci sia un giudizio, una valutazione che sia un po' tutta l'espressione di tutta la giuria. La scelta della giuria, io invece la faccio, provo prima i giurati, nel senso che mi piace conoscerli prima, e quindi non essendo dentro nel mondo della professione, mi piace conoscerli, sapere come lavorano. Quindi nel caso ad esempio dei giudici italiani, cerco di chiamarli a qualche stage con i cori veronesi, ascolto quello che fanno, quello che dicono, come si propongono, come esaminano, come si presentano, come lavorano con il mondo corale. A questo punto, se mi piace il tipo, lo invito in giuria. E invece diversamente per i giudici stranieri, questi non ho modo di conoscerli, quindi leggendo su delle riviste o dove il nome mi si porta a capire che questa persona è anche gradita, e perché da un punto di vista del repertorio, quindi se è pop oppure se musica classica, se è gospel più che canto popolare, la scelta viene fatta su questo, insomma. Però mi piacerebbe, la cosa che ritengo più bella è quella di conoscere personalmente i giudici per invitarli nella commissione. Grazie. Una cosa che chiedo invece a Sebastian, oltre che di parlarti di come nasce la giuria di Tours, è il fatto che per anni a Tours c'è stata anche una formula di votazione molto particolare, perché forse non tutti lo sanno, ma a Tours era creato un sistema di valutazione con dei parametri, un po' come succede nel nuoto, cioè alcuni voti avevano un'importanza, ad esempio l'intonazione, la tecnica vocale, altri come il coro si presentava in scena o anche la pronuncia avevano un voto, ma avevano un parametro diverso, quindi chiaramente incidevano con maggiore forza i voti legati all'intonazione, alla tecnica vocale e all'interpretazione, però incidevano anche con minore importanza, minore coefficiente, anche però altre valutazioni. Però non so se questo, Sebastian, continua
e era una forma particolare, unica, non c'era in nessun altro concorso. Sì, naturalmente i voti sono importanti, ma la discussione è anche molto importante, la discussione finale è molto importante, soprattutto perché a Tours abbiamo diversi prezzi speciali, diversi prezzi, è importante per il Rinascimento, per l'interpretazione, per una composizione nuova e anche compositore. È importante di non essere soltanto il computer che decide di tutto, ma anche la giuria, discussione tra la giuria è molto importante, soprattutto perché anche la giuria ha la possibilità di incontrare i direttori di cori alla fine del concorso, e per giustificare naturalmente quello che il scelto della giuria, e anche perché Grazie. Sì, grazie. Una domanda a Fabrizio riguardo a questo. Da concorrente dei concorsi, ti fa piacere che il concorso ti offra la possibilità di parlare poi con la giuria per confrontarti con loro, avere non la giustificazione del voto, ma avere un consiglio anche in diretta e non soltanto un numero scritto e qualche parola scritta, oppure è un po' difficile parlare dopo un concorso con i giurati? Io ad esempio mi sono a volte trovato in disaccordo e ho sempre avuto difficoltà dopo un giudizio che non ho ritenuto diciamo veritiero nei confronti della performance, ho sempre avuto difficoltà poi dopo andarmi a confrontare, ho preferito aspettare un po' di giorni. Tu cosa fai? Aspetti oppure vai comunque a parlare con i giurati quando ti danno la possibilità? Ma quando ero più giovane ascoltavo con piacere i suggerimenti, perché appunto mi predisponevo ad imparare. Io mi ritengo uno che vuole continuare ad imparare, infatti a me piace quando sto in giuria il confronto, perché magari a me sfuggono delle cose e magari qualche collega mi fa notare qualcosa, dice no, quel coro a me non è piaciuto per questo motivo, e magari ecco io il brano non lo conoscevo, c'è magari non sono così specializzato nel repertorio, e la cosa mi fa. Come concorrente devo dire che effettivamente ho difficoltà, perché credo, ma ho difficoltà anche come giurato a volte a dare dei consigli. A chi mi viene a chiedere dico guarda, stiamo parlando tra colleghi, quindi io ti posso dare una mia pura e semplice opinione. Io avrei fatto così quel brano, quel passaggio lo avrei fatto così, avrei curato la vocalità in quest'altro modo. E credo che c'è sempre anche da parte di un giurato che ha davanti un ormai navigatissimo concorrente come Fabrizio Barchi, ci può essere l'imbarazzo di dire, e devo dire che come confermo anche io che spesso non sono molto d'accordo, ma solamente forse perché uno si predispone, per esempio ad Arezzo col coro Eos l'ultima volta, mi aspettavo qualcosina di diverso. Trovo che la commissione di Gregoriano abbia sbagliato l'impostazione proprio didattica, cioè per esempio il repertorio gregoriano, che è già un repertorio molto, molto lontano dalla pratica delle persone, non dare premi credo che sia un isolarlo ancora di più. Al concorso di Tours, che mi ha dato una delle gioie più grandi della mia vita, non aver ricevuto il primo premio sul Rinascimento, che mi sembrava di aver fatto in maniera molto buona, ho ascoltato le critiche dei giurati, ma certamente forse non ero anche io, non ero sereno e predisposto
Quindi non lo so, questo dialogo con la giuria... E hai vinto il Gran Premio. E che ho vinto il Che hai Gran vinto il Premio. Gran Premio. Ho vinto il Gran Premio, ma mi sono portato l'arrabbiatura di non aver vinto il Rinascimento. Quindi Fabrizio, voglio dire agli organizzatori colleghi, quando vedono che si scrive uno dei tuoi cori, rifiutatelo. Quando si scrive... Scusa. Quando si scrive uno dei tuoi cori. Ah, no, se mi sono espresso male, perché io so di non avere una facile approccio a questa, però penso, io cerco di rendere i miei ragazzi molto coscienti, molto autocritici. Io faccio le prove, io registro le prove, e la prova successiva spesso è ascoltiamo e critichiamoci. Quindi cerco di preparare i ragazzi. Spesso i ragazzi arrivano ai concorsi e sanno bene, dice sì, forse non ci meritavamo questo, è andata bene di qua e di qua. Poi i gusti stanno cambiando, come hai detto tu, Lorenzo, anche all'inizio dell'intervento, cioè per esempio Sì. a Maribor nel Gran Premio europeo noi pensiamo di aver fatto molto bene, però il coro che ha vinto ha meritato sicuramente, però ha diciamo favorito quello stile adesso un pochino più scenografico che sta prendendo sempre più piede, quindi ad una solida tecnica il coro vincitore ha legato anche una certa capacità scenografica che noi abbiamo curato in maniera un pochino più meno importante, però pensiamo di aver curato molto bene l'aspetto musicale, per cui anche lì non ho ascoltato molto, non sono andato a chiedere il giudizio. Risentendo il mio coro ho capito dove si poteva fare un pochino meglio e dove invece magari penso che abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre possibilità. Ti ringrazio. Posso aggiungere un aspetto interessante. Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto certo. Fabrizio? Ma volevo solamente aggiungere, Fabrizio, che hai detto una cosa molto bella, anzi due cose molto belle hai detto. La prima è quella che dell'ascoltare i cori, gli altri cori, quindi andare al concorso anche per imparare e per diciamo, mettere i coristi nelle condizioni di ascoltare gli altri. Ho visto in questo caso invece molti cori che proprio escono dalla sala, dalla chiesa, quando non cantano loro, perché proprio non vogliono vedere gli altri cori e poi molte volte è assurdo. Molte volte sono questi direttori che poi vengono a protestare magari dicendo che ma il mio coro era migliore. Ma come era migliore? Tu l'altro non l'hai neanche ascoltato, quindi come fai a dire che era migliore? Questa è la prima cosa. L'altra cosa è della responsabilità che ha il direttore calmierare gli animi e metterli nelle condizioni dicendo no, quello che ha detto il giurato è vero, e anche se al direttore in quel momento brucia, non deve comunque aizzare gli animi. Anche qui ho visto invece direttori fare delle scenate incredibili, magari quando non era d'accordo, anzi, e quindi coinvolgere in queste scenate gli stessi coristi che poi, sai, da uno diventano 40, succede veramente il caos. Questo è veramente molto brutto. Quindi quello che hai detto ha tutto il mio rispetto, Fabrizio. No, ma poi il concorso deve restare una bellissima festa. Io non so, Lorenzo c'ha una memoria storica non longeva come la mia, ma ti ricorderai che quando vinse George Grun col Saarbrücken e c'era il coro di Soka, un coro giapponese molto buono, io l'emozione più grande che ho vissuto è ascoltare i due cori che insieme fuori dal teatro hanno eseguito Abel-Lied di Reinberger. Lì è stata, guarda, veramente un'emozione i due cori insieme, cioè l'uno rispettava la bravura dell'altro e gli rendeva quasi omaggio e insieme hanno cantato questo meraviglioso brano. È stata il concorso deve essere una sfida nell'amicizia, un po' il terzo tempo del rugby, no?
non può... Su questo hai pienamente ragione. Credo che è importante anche, come diceva prima io, che i concorsi poi siano pienamente chiari nel come svolgono le loro operazioni, perché poi dopo abbiamo visto sia scene belle che a volte anche scene nei concorsi, come diceva Andrea, qualche volta anche scene poco piacevoli, perché fin dall'inizio, da quando inizia il concorso, si vocifera che quel giurato conosce il tizio, l'altro conosce l'altro tizio, che tanto poi l'ha chiamato a fare... Noi ad Arezzo abbiamo ricevuto lettere in cui magari qualche mese prima ci denunciavano che di nascosto il coro che partecipava aveva già invitato a fare un corso il giurato, e quindi in qualche maniera lo avvicinava alla sua esecuzione. Quindi è importante che siano puliti i concorsi per primi. E credo che in questo tu hai fatto un esempio bellissimo, successo ad Arezzo. Dipende anche poi, come ha detto Andrea, da chi partecipa, perché io ho sempre visto una grande qualità umana nei cori dell'Oriente, cioè arrivano preparatissimi, sono sempre gentili e gli dai il risultato che la giuria sceglie, anche se non lo comprendono, loro lo accettano e spesso gioiscono con il coro vincitore, anche se a volte magari sono convinti di aver fatto molto bene anche loro. Questo è un insegnamento che a noi mediterranei ci serve molto. Verissimo. Riguardo a questo argomento, la prossima domanda è: ci si emoziona ai concorsi? Si fa musica, cioè a livello di performance è ancora possibile fare musica di grande livello, oppure si va ormai e sempre soltanto ad ascoltare l'aspetto tecnico? Parto con Italo, se in questi anni di Gorizia, in questi tanti anni che hai sentito di tutti i cori, tantissime performance, ci sono delle performance che ti hanno toccato umanamente, musicalmente in maniera straordinaria, che ti rimangono nel cuore? Assolutamente sì. Posso dire che l'aver partecipato per 50 concorsi di seguito ogni anno è la mia formazione musicale e ho dei ricordi, sono molto lontani, sono rimasti impressi indelebilmente perché hanno scatenato una tempesta musicale. Ti posso fare un esempio. Tutti noi conoscevamo Fosco Corti. E la prima volta, o credo la seconda che è venuta a Gorizia, perché è stato 4 volte, ha partecipato al concorso e dopo altrettante come membro di giuria, presentò il Dixit Fiat di Romano Pessati, che è un brano complesso, difficile, chiamiamolo Allora era storia. Beh, per me fu l'aprirsi di un mondo nuovo, ma non solo per me naturalmente. E quello mi ha creato una situazione, perché era invalutabile, inconfrontabile con tutti gli altri, però era chiara una cosa che si trovava sopra tutti gli altri. Posso farti ancora un esempio di esecuzioni che chi si ricorderà di Generación, la direttrice dei Filippini, di Camera Singers. Quelli che cantavano seduti, Madrigal Singers, che cantavano seduti. Per la prima volta avevo seduti durante l'esecuzione, per la prima volta vedevo ad un concorso un coro che cantava in una posizione normale per le prove. La cosa più interessante è che lì l'aspetto più impressionante era che l'emissione, che era poi perfetta, chi se lo ricorda, per allora naturalmente, l'emissione era apparentemente senza alcuna fatica e sforzo. La cosa interessante è che
di tutte queste registrazioni storiche, chiamiamole storiche perché si riferiscono a decenni or sono, se adesso le sentiamo inadeguate, perché i nostri perché siamo cambiati e la vocalità della verità complessivamente è migliorata per fortuna. E i concorsi non sono estranei a questo miglioramento. Il fatto è che comunque l'osservazione prima della scelta dei membri di giuria, io mi sono trovato in una situazione antipaticissima. Quando appena sono arrivato a Gorizia mi sono trovato con un gruppo di membri di giuria di professione, per i quali naturalmente prima ancora che un coro cantasse avevano già stilato il loro giudizio. Erano quelli membro di giuria di professione. Sì, il professionista della giuria. Non è pure il coro, ma sono se stessi prima di tutto. Sì, allora, da quella volta ho deciso che pur essendo delle persone, si parlava di persone di grande competenza, mica che erano, però sai, il palato musicale diventa complicato se tu lo fai per professione. Ogni anno ascolti centinaia di cori, è chiaro che dopo neanche il Padre Eterno ti soddisfa, questo è chiaro. Allora, mi sono affidato a una scelta molto più, chiamiamola fra virgolette, democratica. Penso che i cori vincitori, i direttori dei cori vincitori diventavano per l'anno successivo, come è successo anche a Fabrizia, cioè, membri di... perché avevamo mostrato concretamente di saper fare il loro lavoro, prima di tutto. E in più, non avevano il palato ormai reso insensibile a qualsiasi bellezza, ma erano capaci di meravigliarsi. Ecco, in questo senso il cambiamento frequente della composizione di una giuria sono un indice della possibilità di essere abbastanza oggettivi nel giudizio, che coincide viene a coincidere con quell'altro problema che è quello relativo alla metodologia del giudizio. Ok, e io ho finito per adesso. Grazie. Sebastian, il palato francese, tu conosci molto l'Italia, il palato francese, voi avete anche un premio che viene dato dal pubblico, è un premio importante anche in denaro. Il palato francese che ascolta il concorso di Tours e che paga un biglietto, perché dovete sapere che rispetto a molti dei nostri concorsi a Tours si paga un biglietto importante per andare a sentire il concorso. È un palato di un pubblico esperto che viene al concorso e vuole dare questo voto, vuole valutare e quindi vuole anche emozionarsi, e quindi quella gara che c'è il premio del pubblico è una gara in cui si sente più musica, oppure sono degli habitué che ormai amano il concorso ma che possono ascoltare qualsiasi cosa che tu gli puoi proporre. Qual è il pubblico del concorso di Tours e vuole ascoltare la musica, il coro, il pubblico del concorso di Tours? Il pubblico è molto diverso, ci sono degli abituiti, come si dice? Sì? Abitué. Habitué. Oui. Habitué en français. Oui, voilà. E anche pubblico nuovo. È molto importante per noi di avere del pubblico nuovo, naturalmente, perché se non c'è il concorso sarà morte, naturalmente. Ma è interessante il scelto del pubblico per il prezzo del pubblico, perché il pubblico è sensibile naturalmente a quello che si succede sulla scena, sul mise en scène, si dice certo. In francese, in scena. Sulla scena, sì. Allora la musica è importante, ma anche quello che si vede, naturalmente.
costume, anche tutto. Io ho avuto il piacere e la fortuna di fare tour da corista tantissimi anni fa, addirittura nel 90 da corista, e poi l'ho rifatto come direttore in altre occasioni, e poi ho avuto la fortuna di essere chiamato anche come giurato. Devo dire che la competizione programma libero, in cui si valutano dei programmi a libera scelta e in cui si dà il voto dato dal pubblico, quindi un voto che deve andare abbastanza in ascolto dell'enfasi musicale, è sempre una bellissima categoria, perché lì i cori riescono a esprimere pienamente loro stessi. E qui ora apro a Lino e ad Andrea invece una domanda che riguarda i repertori. Quanto è importante lasciare libero un coro di esprimersi pienamente in un concorso? Nel tuo concorso, Lino, c'è una categoria obbligatoria, ma poi ci sono anche delle categorie di piena libertà di scelta di repertorio, perché nella tua diciamo, direzione di concorso c'è di mettere il coro a suo agio e di fare musica, di divertirsi mentre fa il concorso. Quanto è importante per te, e poi parliamo anche con gli altri, il fatto che ci siano delle categorie in cui il programma è libero? È importante perché il coro può esprimere il meglio senza avere degli obblighi, il meglio della propria qualità, può trasmetterla immediatamente in questa maniera. Il fatto che ci siano queste categorie, poi anche diversificare queste categorie con il pop, ad esempio, non so, il gospel, eccetera, un giudice che possa valutare questo tipo di categoria fra i 7 componenti è una cosa abbastanza importante, insomma. Il fatto che questi cori si prediligano la specialità alle quali loro si presentino meglio nella specialità a loro più consona, è più facile che possano dare anche un risultato più importante, insomma, più significativo nella valutazione poi finale. E quindi scegli anche una giuria che... un numero di cori sempre maggiore, insomma, in questa maniera, senza imporre delle categorie precise. E poi hai pure anche una categoria invece obbligatoria, con dei brani obbligatori. Sì, c'è una categoria che prevede anche un premio in denaro per i cori che raggiungono il punteggio dell'ottimo nella parte più importante, insomma. E sì, premiato per il fatto che eseguono un brano d'obbligo tutti, e quindi c'è un termine di valutazione uguale per tutti. Questi che vengono valutati proprio su questo brano d'obbligo hanno poi il premio di dire, visto che hai cantato meglio di tutti, hai questo premio in denaro, che poi è una stupidaggine, insomma, perché è solamente un riconoscere sì, però... l'impegno fatto. Certo, però il taglio del tuo concorso è comunque di lasciare più libero possibile la proposta del repertorio, mentre ad esempio a Tour è solo una categoria con questa caratteristica. In un concorso come il tuo, che è un po' più aperto a cori di tanti livelli differenti, deve anche, dici tu, lasciare lo spazio a tutti di fare il loro repertorio. Sì, esatto. Guarda, se io devo trovare una collocazione, diciamo, del concorso di Verona nel mondo corale internazionale, io lo porrei a monte dei cori blasonati come quelli che voi rappresentate in questo momento. Un coro che non ha mai avuto la possibilità di confrontarsi con la giuria ha il modo di poterlo fare ed essere legittimato anche di scegliere poi di competere in concorsi molto più importanti. Questo è lo scopo del concorso di Verona. No, beh, lo scopo è anche altro, però forse nell'ottica di una visione, diciamo, di concorsi che sono sempre più competitivi, questo può essere, io l'ho consigliato spesso ad alcuni allievi miei, perché è un concorso che ti permette di cantare in luoghi prestigiosi e ti mette comunque di fronte a una giuria prestigiosa, ma senza lo stress che sicuramente possono comportare i concorsi del circuito o dei circuiti internazionali più blasonati, certamente sì. Sì, e invece chiedo ad Andrea, sì, vai, no, finisci. No, era la cosa importante, voglio dire, di questo è proprio questo aspetto, che un coro che affrontare
direttamente un concorso importante come potrebbe essere quello di Arezzo, come potrebbe essere quello di Gorizia, Tours e altri, ed essere confrontarsi con una giuria a quel livello dove possono bastonare ed essere una delusione poi se la cosa non funziona, qui almeno c'è la possibilità di potersi confrontare con questa giuria, la quale ti dà una valutazione, ti dice dove deve migliorare, poi alla fine nella valutazione finale è previsto che i direttori debbano parlare tutti con i commissari della giuria, danno delle indicazioni, possono migliorare e ottenere poi un risultato sempre migliore, insomma, e affrontare proprio competizioni in seguito molto più impegnative. Certo. E Andrea, invece ti volevo chiedere, anche il tuo concorso lascia una forte parte di libertà di scelta del programma, e l'altra cosa era, secondo te è importante che ci siano dei giurati pronti a valutare i diversi tipi di repertorio, o forse su alcuni parametri un giurato professionista, cioè una persona che fa musica costantemente, è in grado di valutare dal gospel alla musica antica? Ma guarda, tornando al discorso repertorio, un aspetto che non abbiamo ancora toccato e che penso che sia importante trattare è quello della contaminazione, il che vuol dire che il repertorio ora è molto cambiato nei concorsi, fino ai concorsi qui in Italia o in Europa provenivano più o meno dal bacino europeo. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto che insomma, tantissimi cori bravissimi, vengono dai paesi dell'est asiatico, vengono dai paesi, dal Giappone, ultimamente anche dalla Cina. E questo ha portato forse anche un po' uno stravolgimento del repertorio, ed è questo forse che il pubblico sta apprezzando, perché io credo molto nella contaminazione, ovvero non è detto, per me, a mio giudizio, che il Rinascimento per forza è eseguito meglio da un coro italiano perché ha le competenze sul latino, sa cos'è il Rinascimento, sa chi era Palestrino o Monteverdi. Ho trovato tantissimi cori anche asiatici a eseguire un magnifico Rinascimento, come magari si può trovare anche cori europei che eseguono della musica asiatica in maniera molto da tenere in considerazione sempre di più. Per quanto riguarda il repertorio, lascia una certa libertà all'interno delle categorie, nel senso che non prevediamo brani d'obbligo, ma li raggruppiamo in categorie storiche, quindi all'interno delle categorie principali, le voci miste, le voci uguali, anche giovanili, cerchiamo di avere perlomeno brani del periodo rinascimentale, classico, romantico, moderno, quindi in modo da poterli mettere su una certa uniformità di giudizio, perché lasciando completamente liberi riteniamo che è difficile poter giudicare un coro che magari ti porta 4 brani contemporanei con un altro che ti porta 4 brani di musica antica e doverli valutare all'interno della stessa categoria. Quindi cerchiamo di poter bilanciare un po' questo fattore. E l'altra domanda, la tua ultima domanda, è quella se un giurato è in grado di giudicare in maniera sufficientemente preparata tutte le... Questo, come tu sai, ognuno di noi ha delle predilezioni, no? C'è chi nella vita si specializza nella musica romantica, nel Rinascimento o nella musica contemporanea. Diciamo che fortunatamente si cerca poi anche di bilanciare questo aspetto nelle giurie, quindi sapere le persone che si invita in giuria anche le loro caratteristiche, le loro peculiarità di interventi, in modo poi quando si è in una giuria avere perlomeno uno scambio anche di informazioni che possa essere abbastanza misurato su questo. Certo. E chiudiamo, facciamo un ultimo e poi vi lascio, anche perché abbiamo fatto le 11. Mi sto ancora per l'inizio, che è stato molto burrascoso di collegamento, e quindi faccio l'ultimo giro, lo iniziamo col mio co-direttore della trasmissione, che è stato Fabrizio Barchi, perché Fabrizio ha condotto la trasmissione all'inizio della serata, quando io avevo dei problemi di connessione. E vorrei dire, Fabrizio, due cose, due domande vorrei chiedere. La prima è, da giurato, quali sono, se ci sono degli aspetti oggettivi a cui fai riferimento quando valuti i cori, e ci sono invece alcuni parametri che nella tua esperienza ormai hai capito
che sono veramente molto soggettivi e diventano nel confronto con gli altri giurati sempre motivo di non diversità, ma comunque di valutazioni a volte anche lontane. Cioè ci sono dei parametri oggettivi e altri parametri. E l'altra domanda che poi farò a tutti è: dove vanno i concorsi dopo questo momento così complesso del coronavirus? Qual è l'obiettivo, qual è il sogno che avete per il vostro concorso per il prossimo anno e per i prossimi anni? Però partiamo con Fabrizio e così ci racconti anche quest'anno che non hai concorsi da fare, cosa gli fai fare a questi cori? Quest'anno ci hanno mortificato un po' alcune belle aspettative, soprattutto quella, il Musica Nova doveva andare al Festival dei Laureati in Francia e cantare al Palazzo dei Papi di Avignone, e quindi questa proprio poche settimane fa Christian Balandras ci ha scritto per ufficializzare quello che ci aspettavamo. Quindi è stata brutta, e l'ultimo ricordo è legato ai concerti di Natale, che sono sempre belli e emozionanti. Il concerto di Natale di quest'anno è stato molto bello perché il Coro Musica Nova come associazione festeggiava il 20ennale, e quindi mi hanno fatto un po' la sorpresa di farmi ritrovare i miei ex cantori alla serata del concerto di Natale, tutti lì. È stata una cosa molto toccante. Il coro EOS aveva belle cose in programma, ha finito a novembre col concorso di Matera, che per fortuna abbiamo vinto in un anno bello, perché Matera è stata capitale europea della cultura. Però appunto fermarci proprio quasi sul più bello, quando stavamo sui blocchi di partenza per mete europee, è stato molto mortificante, peccato. E riguardo alla cosa che dicevi del concorso, è vero, a volte proprio a Gorizia nel 2005 ho vissuto un'esperienza particolare che racconto anche ai miei allievi a lezione di direzione di coro. Cioè eravamo alcuni giurati italiani, in particolare c'era Marco Berrini e Pietro Ferrario, col quale convenivamo su certi giudizi, mentre poi i risultati numerici hanno assegnato il premio ad altri cori. Quindi effettivamente sono arrivato a quella conclusione che Tomatis, il dottore specializzato nell'audiofonia e psicologica, direbbe un po' che ognuno ascolta un po' con le orecchie, con un muscolo che è quello uditivo, che è particolare, che è formato sulla fonetica, sulla sensibilità, che è diversa. Ci si può far poco, cioè a noi aveva emozionato molto un coro, e quindi per me l'emozione quando sto in giuria è un parametro molto molto importante. Non soprassiedo sulla tecnica, questo è chiaro. A me il coro che punta tutto sull'emozione, ma tralasciando totalmente gli aspetti tecnici, i parametri tecnici, non mi piace. Ma quel coro che ha una discreta, buona, solida, non eccellente tecnica, ma che poi si affida molto alla comunicazione, quello mi piace molto e è in cima alle mie scelte quando mi trovo in giuria. Grazie. E invece le prospettive di questi concorsi, Italo, Gorizia quest'anno non viene realizzato forse come gli altri concorsi. Come te li immagini il concorso del prossimo anno? Come ti immagini il futuro del mondo dei concorsi internazionali? Non ho la sfera di cristallo. Comunque è chiaro che ci si dovrà reinventare delle situazioni, anche perché non sappiamo quali sono gli esiti di questa pandemia e quali saranno le condizioni entro cui noi agiremo il prossimo anno, perché quest'anno mi pare che
è improponibile parlare di concorsi corali, salvo miracoli, ma ai quali non credo. Come saranno? Ma indipendentemente dalla pandemia, non mi raffiguro necessità strabilianti, però sappiamo che le persone cambiano e quindi cambieranno anche i cori. Noi abbiamo notato nella mia storia personale, ma che coincide con parte delle vostre esperienze, io credo. Io parto ad esempio dal 1971, quando per la prima volta ho fatto parte del CDC, organizzatore. Era l'epoca della stella corale bulgara. I cori bulgari sono sempre migliori, però erano quindi la moda diventata. Perché erano migliori? Beh, innanzitutto perché avevano soprattutto delle ottime voci, repertori di compositori di valore. Dopo i cori bulgari era la moda, che uso fra virgolette la parola moda, dei cori ungheresi 8, 5, 10 anni, non ricordo esattamente, cori top della coralità. Dopo è arrivato il periodo dei cori baltici, parlo di Estonia, Lettonia, Lituania, e così avanti. Siamo le ultime mode, fra virgolette, parlo della tendenza, del trend, i paesi come citava Andrea prima, del sud-est asiatico, i quali sono straordinari, ma non so quali novità ci porterà il futuro. Per quali motivi sono straordinari? Perché hanno assorbito le tecniche e hanno assorbito anche i repertori, certo con delle contaminazioni, sempre come diceva Andrea, però presentano non in modo pedissequo. È vero che ci sono fra i tanti cori, non so, coreani, parlo della Corea del Sud, ci sono tanti cori scadenti, ma però ci sono delle realtà formidabili. Così vale anche per i giapponesi. Ho sentito dei cori giapponesi tragicamente osceni, però anche delle cose grandissime di enorme qualità. Quindi appartenere ad un paese, ad un'area geografica, non significa per forza avere la qualità. Però quello dice che al momento attuale i cori del sud-est, io chiamo sud-est, dell'oriente orientali, rappresentano il trend positivo e alto, il top. Quello che sarà il prossimo anno, i prossimi anni, non lo sappiamo, perché dipenderà dalle persone. Quelle che torneranno a cantare, ad esempio, bellissima, negli anni 70 l'età media dei coristi era 40, 50 anni, 60. Adesso c'è un'enormità di cori giovanili, bellissimo, perché significa che sono il futuro. Durerà la tendenza? Io spero, mi auguro di sì, perché la tendenza è la vita del coro, ma non solo del coro, perché tra l'altro i cori giovanili di una volta, io parlo di decenni fa, che erano non avevano la qualità di quelli d'oggi, che sono straordinari. Quindi vuol dire che c'è un lavoro di dietro che è stato positivo, poi dalle organizzazioni corali, le scuole, ma sono ragazzi e ragazze che hanno interessi molteplici. Quindi questo io spero e mi auguro di sì. Per questo non so dire cosa succederà, ma mi auguro che continui questo trend almeno del mondo giovanile. Bellissimo augurio questo. E proprio collegandomi a quello che dici, parlavi dei cori giapponesi o orientali. L'anno scorso la mia esperienza in giuria a Verona è stata quella di un coro veramente straordinario e incredibile che ha vinto il Gran Premio proprio a Verona al concorso di Lino Pasetto. E tu, Lino, cosa ti aspetti? Hai terminato l'anno scorso nel 19 con questo coro straordinario che doveva venire quest'anno a fare il concerto. E cosa ti aspetti per il futuro del tuo concorso e dei concorsi? Oh, guarda, allora per il futuro del mio concorso ho già prenotato il Teatro Filarmonico, ho prenotato l'Arena e spero proprio di poterla riempire. Questa è la speranza, insomma. Poi sai, quello che è il futuro, come diceva Italo,
la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Certo che se i concorsi sono utili per poter incrementare la qualità del canto, poter incrementare chi usufruisce del mondo corale, quindi le giovani generazioni potessero avvicinarsi a fare il canto anche qui nella nostra Italia, e che alimentassero proprio questo mondo corale che ormai sta invecchiando purtroppo, sarebbe, ecco, auspicabile anche per il prossimo futuro. Questo lo auspico. Se i concorsi servono a questo, va benissimo. Grazie. Andrea, invece, che sei molto attivo anche come organizzatore anche di altri eventi, cosa vedi nel futuro del mondo corale? Certo, quest'anno è un anno veramente un anno orribile per chi organizzava eventi corali. Dunque, volevo dirti due cose. Una, mi ricongiungo a quello che ha detto Italo, dell'età media dei coristi che partecipano ai concorsi. Se ci pensiamo, l'età media è inversamente proporzionale a quella che è lo specchio della coralità amatoriale italiana, ma non solo. Cioè, abbiamo visto che l'Italia è un paese di 70%, 80% di cori abbastanza anziani, quindi con un'età media anche oltre i 50 anni, quando invece nei concorsi assistiamo a quasi completamente ormai una coralità che è giovanile, universitaria. Abbiamo visto che per i cori amatoriali di una certa all'interno dei concorsi, praticamente questi cori sono quasi spacciati. Quindi la prima domanda che ci dovremmo fare è: ma rispecchiano in realtà la coralità che partecipa ai concorsi, la coralità del luogo? Forse la risposta è no. L'altro fatto che tu chiedi è dove andranno i concorsi nel futuro. C'è un aspetto che non abbiamo parlato questa sera, ma qui apriamo una voragine, che è quella della crescita esponenziale dei concorsi in Italia, nel mondo, in Europa, soprattutto in virtù di alcune società che proprio organizzano concorsi per lavoro, quindi sforano decine, ventine, cinquantine di concorsi all'anno. Quindi si sta assistendo a una domanda che più o meno rimane quella, forse nel futuro la domanda sarà ancora inferiore, perché gli aerei, quando riprenderanno a viaggiare, probabilmente alzeranno le tariffe aeree, gli alberghi idem, quindi ci sarà sempre una difficoltà di mobilità dopo la pandemia. La domanda dei concorsi è in calo. L'offerta è molto alta, quindi succederà, io vedo nel futuro che molti concorsi probabilmente saranno destinati a sparire, purtroppo, perché non potranno più sopravvivere con pochi cori, con poche partecipazioni. Forse si arriverà veramente a una specializzazione, chiamiamole fra virgolette così, di questi concorsi che lo fanno per professione, quindi possono mantenere degli standard e possono investire anche soldi, anche se magari non avranno il pieno dei cori. Grazie. E Sebastian Durand, invece, come ti immagini di festeggiare il 50° anniversario del concorso di Tours, che tra l'altro dovrebbe prevedere il prossimo anno anche il Gran Premio Europeo? Possiamo un po' annunciarlo, che c'è la speranza di festeggiare 50 anni a Tours con anche il Gran Premio Europeo lì. Come lo vedi, come te lo immagini, senza pensare alla pandemia? Sì, naturalmente speriamo di poter organizzare una meravigliosa 50ª edizione, naturalmente, e soprattutto perché accoglieremmo il Gran Premio come Gran Premio europeo. Allora abbiamo già pensato a tutto, ma non sappiamo. Chissà di che cosa sarà fatto il futuro, naturalmente. Speriamo. Certo. E hai in mente qualche novità per i prossimi concorsi? Ci sono delle novità musicali, delle novità di iniziative particolari che il concorso di Tours voleva realizzare o sta realizzando? Non hai sentito bene? No, non ho sentito. Scusi. Volevo chiederti se ci sono delle novità per il concorso di Tours, te lo immagini con delle novità in futuro, con dei cambiamenti,
o la formula che avete attualmente è una formula che vuoi un po' stabilizzare? Sì, vogliamo stabilizzare questa formula, ma anche andare trovare delle direzioni, nuove direzioni naturalmente, soprattutto con concerti, anche con concerti con gruppi ospiti, anche nuovi concerti, anche con voce bianche, ospiti naturalmente. Non è facile per noi di sapere oggi, Certo, ma abbiamo molti progetti. Beh. E invece Fabrizio, chiudi tu, che sei il coautore di questa trasmissione. Qual è il prossimo concorso a cui tu iscrivi? Non è in programma ancora. Volevamo fare con le ragazze del coro EOS, avevamo un'intenzione di partecipare a quello di Varna, poi però naturalmente è saltato anche quello, e quindi per adesso un programma concorsuale non è in progetto imminentemente. Il coro Musica Nova si è abbastanza rinnovato, quindi può darsi che ricominceremo da qualche concorso nazionale. Ecco, non escludo la partecipazione a qualche concorso nazionale, perché ho dei ragazzi che non hanno tanta esperienza come quelli del gruppo che arrivò fino a Maribor. Quindi certo, è possibile che, non so, Fermo o lo stesso Arezzo Nazionale, Vittorio Veneto potrebbero essere delle mete prossime. Dovete sapere, cari direttori di concorsi, per anni io e Fabrizio, verso il mese di ottobre-novembre, lui mi chiamava o io lo chiamavo e mi diceva: allora che concorso fai quest'anno? Io ho fatto questo, ok, allora non lo faccio io. Abbiamo evitato di andare a darsi fastidio Infatti l'uno è con raro l'altro. È capitato Soprattutto che dei tu concorsi mi hai giudicato come a Tour, che è stata molto fortunata, e quindi è stato molto bello che tu stessi in giuria a Tour, che è stata per noi. E è capitato una volta, mi sa, che io stavo in giuria a Cantonigros e tu hai a partecipato. Cantonigros, sì. A Cantonigros io stavo in È giuria. andata bene perché a Cantonigro ho preso il primo premio io. Forse sarà uno scambio di favori di cui parlava prima Andrea, sarà quello. No, Non è insomma, questo. siamo due persone assolutamente corrette, super partes, quindi è impossibile. Poi abbiamo preso abbastanza batoste anche noi nei concorsi e quindi proprio Ma guarda, io avrei di- raccontato, se vabbè, il tempo di raccontare, per me in questa pandemia ho rimesso a posto tutto il mio archivio, quindi ho anche visto a quanti concorsi ho partecipato, ed è un numero, e anche quanti concerti ho fatto, è un numero che mi fa anche orgoglio, piacere. E un concorso a Maribor con le ragazze dell'EOS alcuni anni fa non andò bene, ma fu una delle esperienze umane più belle, perché il coro da lì si è confrontato. Noi partecipammo come coro femminile e, come saprete tutti, e Lorenzo in particolare, il Maribor è un concorso dove i cori sloveni, che sono molto ferrati, accedono con una preparazione ferrea, e tu ti trovi col tuo coro femminile, il mio all'epoca non era molto esperto, a confrontarti con dei cori misti invece molto strutturati. È stata un'esperienza musicalmente non esaltante, però è stata un confronto umano meraviglioso con il coro, e da lì il gruppo EOS è ripartito con rinnovata energia. Quindi il concorso non è detto che sia che fa bene, qualche volta il vincerlo non fa bene, e invece magari non lo mette quel desiderio di migliorarsi. Quindi l'aspetto didattico del concorso non va mai tradito, perché
fa migliorare il gruppo. Concordo pienamente. Io concludendo, mi collego alla frase che ha detto ora Fabrizio, dicendo che la mia esperienza è stata quella da corista di aver vissuto una debacle abbastanza importante a Tours nel 90, nel 91 con un coro in cui cantavo e andò abbastanza male il concorso e ho imparato molte cose da quel concorso, da come era andata non bene, da come avevo visto vincere, ad esempio quell'anno vinse Gary Graden lì a Tours e un'altra cosa in cui ho imparato molto sono i concorsi in cui ho sbattuto la testa più volte, tipo quello di Gorizia, a cui ho partecipato 4 volte e ho fatto sempre dei premi speciali, ma mai un qualcosa di veramente importante e devo dire che anche grazie a quei concorsi che non sono andati bene, poi dopo uno impara e capisce quali sono le strade. Come diceva prima Italo, il mondo cambia e a volte è importante che dobbiamo cambiare anche noi, migliorarci, a volte siamo un po' indietro e invece la vocalità del mondiale è migliorata, lo stile è diventato più raffinato e quindi chi studia, come a quell'epoca studiavo io, doveva studiare ancora molto molto meglio, molto di più anche le strategie per trovare un repertorio adatto e una bella esecuzione. Allora io vi ringrazio, mi dispiace molto per l'inizio così complicato e ringrazio ancora Fabrizio che ha preso in mano in quel momento l'introduzione dell'intervista. Vi ringrazio perché abbiamo avuto un ospite straniero e ospiti che anche tra di loro magari non si conoscono solo per nome e mi fa molto piacere che invece questa sera si siano potuti incontrare alcuni tra i concorsi internazionali italiani che sono Arezzo, Gorizia, Rimini e Verona. Ci sono anche tanti altri concorsi italiani e saluto tutti gli amici dei concorsi nazionali con cui Arezzo è partner e poi siamo molto felici che ci sia stato Sebastiano Duran che è il direttore e il presidente dell'associazione che organizza il concorso di Tours, però credo che per tutti sia stato indispensabile non soltanto perché ha fatto il sostituto del presentatore, ma anche per la sua esperienza e la schiettezza con cui Fabrizio interviene e sa di coro. Ringrazio molto la presenza di Fabrizio Barchi che viaggia e vive nel mondo corale da anni e sicuramente, come ha detto lui stesso, una figura importante, tale da mettere paura a un giurato che dovesse giurarlo. Quindi attenzione a chi lo giudicherà da ora in poi, perché ora l'ha detto anche lui che non accetta facilmente i giudizi. Ciao Italo. Grazie. Ciao Andrea. Ciao. Marino. Grazie. In bocca al lupo per tutti i nostri concorsi e a Grazie presto. altrettanto. Ciao. Grazie a tutti. Io Ciao. voi potete rimanere anche un attimo in linea così ci salutiamo noi direttamente, sta la diretta. Bene.